chiesto a Marco Rabito di poter fare questo video insieme a 10 anni dall'alluvione del ponte di Ognissanti del 2010, per riflettere insieme su cosa è successo in questi 10 anni, su quali interventi sono stati fatti, ma soprattutto su cosa manca da fare, su quali sono le prospettive. Marco. Grazie Giacomo. Sono passati 10 anni dall'alluvione che ha interessato la città di Vicenza, qui proprio a Ponte degli Angeli, da dove comunichiamo oggi. Un'alluvione che ha messo in luce grandi criticità anche sul nostro territorio, criticità che non emergevano dal 66, al punto che forse abbiamo erroneamente pensato che la nostra città non avrebbe più patito simili conseguenze legate a fenomeni meteorologici. Sono passati 10 anni, in questi 10 anni tanto è stato fatto, soprattutto sulle grandi opere come il bacino di laminazione di Caldogno, altre opere idrauliche minori. Si è imparato anche a conoscere come funziona questo fiume, un fiume che non ha più la dinamica di costituzione della piena che aveva negli anni 60 e 70, ma una dinamica molto più rapida, di tipo quasi torrenziale, quindi va anticipato nelle sue evoluzioni. Qualcos'altro che è stato fatto dal punto di vista della divulgazione della conoscenza, attraverso interventi che abbiamo prodotto nelle scuole negli ultimi anni per far conoscere anche ai ragazzi più giovani quali possono essere le conseguenze di fenomeni meteorologici di forte portata. Se da una parte è pacifico che le grandi opere abbiano ridotto l'impatto di questi fenomeni, sicuramente il cambiamento climatico ci comunica qualcos'altro, ci dice che i tempi di ritorno non possono essere quelli che abbiamo imparato a conoscere in passato, ma sono totalmente rimodulati. Ecco perché, dopo aver fatto anche bene dopo il 2010, non possiamo assolutamente abbassare la guardia. Abbiamo fatto bene, come detto, nelle grandi opere, c'è tanto ancora da fare sulle piccole opere sul territorio, interpellando i sindaci, interpellando i singoli territori. Proprio i sindaci, quei soggetti che meglio conoscono le criticità tipiche del loro territorio, a carico magari di piccoli corsi d'acqua, a carico di zone urbanizzate che soffrono allagamenti improvvisi, l'abbiamo visto recentemente anche nella scorsa estate. C'è tanto ancora da fare, guai a abbassare la guardia, perché, come ricorda la Protezione Civile, ogni euro investito in prevenzione fa risparmiare mediamente 10 euro per danni evitati, senza contare l'impatto delle vite umane che vengono salvate. Ci tenevo a fare questo video a 10 anni dall'alluvione con Marco Rabito, con cui ci conosciamo da tanti anni, per riportare l'attenzione su questi temi, perché quando passano tanti anni il rischio è quello di dimenticarsi di ciò che è avvenuto. Io abitavo poco distante da qui, incontra 20 settembre, poco dopo Ponte degli Angeli, e mi ricordo l'impressione dell'acqua che copriva sopra 1 metro la strada. E quindi dobbiamo tenere fortemente in mente quel momento storico per prendere delle decisioni. All'epoca fu indicato un piano molto importante, il piano dal Paos, che lavorava sulla mitigazione dei rischi idraulici, sulla lotta contro il dissesto idrogeologico. Una parte di quel piano è stato realizzato, tante opere, tante ne mancano. Manca la messa in sicurezza, per esempio, della zona ovest della città, Sant'Agostino, la zona industriale, c'è il tema di Marola, di Torre di Quartesolo, insomma invasi che ancora non sono stati realizzati, che metterebbero in sicurezza una parte importante del nostro territorio. Ricordiamo che l'alluvione non fu solamente a vicina città, ma fu in larga parte della provincia e anche in altre province del Veneto, quindi sicuramente servono ancora opere importanti, ma serve soprattutto una lotta forte contro il consumo di suolo, perché è evidente che la cementificazione del territorio, il fatto che sempre con più difficoltà l'acqua riesca a passare il terreno e che invece resti in superficie, sia uno dei grandi problemi. Quindi c'è da un lato una parte di interventi sulle opere, dall'altra una parte di interventi nel non fare magari alcune opere o nel non consumare ulteriormente suolo. Ecco, un bilancio di questi 10 anni è che sicuramente una parte del lavoro è stato fatto, ma tantissimo resta ancora da fare, e in Regione l'impegno è anche su questo, sul fatto di portare avanti su questi due binari, le opere e lo stop al consumo di suolo, una visione del territorio che sia diversa e che ci consenta veramente di non rivedere le pagine che abbiamo visto nel ponte di Ognissanti 10 anni fa.